riusciremo probabilmente ancora forse oggi a avere un trend importante domani, però poi la macchina probabilmente si fermerà perché ci sono alcune situazioni in cui dovranno fermare anche le convocazioni fatte per gli over 80 perché non abbiamo vaccini a sufficienza. Campagna vaccinale costretta allo stop per mancanza di materia prima. 83.000 dosi di Pfizer sono arrivate ieri, ma il resto va a singhiozzo. Le 38.000 di Moderna previste per domani arriveranno venerdì, mentre le 100.000 AstraZeneca programmate oggi giungeranno probabilmente in Veneto sabato mattina, con le aziende sanitarie costrette a rivedere tutto. In bilico anche la vaccinazione degli accompagnatori over 65 e degli ultra ottantenni. Non è detto che ci sia in questi giorni la dose anche per loro. Questo cosa implica? Lo diciamo già, in modo che sia chiaro, che gli eventuali accompagnatori che ci sono non si sa se si riescono a venire vaccinati o no. In ogni caso, da quando entrerà in funzione il portale, anche gli accompagnatori dovranno prenotarsi online. In questa fase si procederà con la vaccinazione degli over 80 non ancora immunizzati, i soggetti fragili, circa 200.000 in Veneto, e i disabili, 130.000 sulla base degli elenchi inviati alle ULSS dall'INPS. Nel caso di minori disabili verranno vaccinati nella fascia dei fragili i genitori.